Di partenza, guarda qua davanti la toppa locale. Hai visto la toppa locale a sinistra? Sì, non brutta ma neanche quel granché. Quindi lasciamo il tempio di San Sava e andiamo a vedere intanto il museo di Nikola Tesla e poi un altro posticino che avevo prepuntinato. Forte alle mattonelle, senti? Mattonelle danzanti. Caos e smog non è certo la città ideale per Singano, però giustamente vuoi non vedere Belgrado. Guarda gli autobus elettrici, guarda sopra gli autobus, hai visto? Figata? Tutta in discesa adesso, se non ci ammazzano sotto va tutto bene. Sì, salite e discese a 1000. Fortuna che abbiamo le bici, altrimenti ragazzo ti distruggi qua a visitare le cose. Anche perché è una città molto grande Belgrado, Noi la visitiamo in 2 step. Adesso stiamo facendo la parte est dove abbiamo visto la cattedrale di San Sava, poi torneremo ai camper a pranzare e faremo la parte ovest dopo pranzo. Toppa locale, toppa locale, no, un'altra toppa locale, no, ma le gambette un po' grosse e cammina anche un po' storta. Tanti parchetti. Adesso noi qua dovremmo vedere una grossa chiesa, io non la vedo ma adesso la troviamo, vai tranquillo. Personaggi a me sconosciuti, Dalmaz e qua 2 cocker che si stavano autosbranando tra loro, perché i cani quando sono in tensione, diciamo che litigano anche con un cane magari fuori dal recinto, se loro 2 si toccano o arrivano troppo vicini si azzuffano tra di loro, è proprio una cosa istintiva, una reazione istintiva. Molto off-road qua, abbastanza. Ma che edifici enormi. Adesso andiamo a vedere quella cosa lì che mi ero puntinato. Un'altra mega chiesona, guarda là. In teoria, no, forse non è una chiesona, è Palazzo Assemblea della Repubblica Serba. Enorme, strano, guarda che bello sul tetto dove c'è la bandiera. Wow. Yeah. Cosa fa il tipo? La protesta? Ah, propaganda politica. Che storie. Strano. Tutto molto strano, sempre strano. Anche Giovanni Vardeo, non sei strano? Cioè Vardeo è normale una roba del genere. Le strisce vedo che sono di là. Non so. No, di là Palazzo Nuovo c'è scritto, sarà quello? Sì, è quello, dai. Polizia locale. Beh, bello, vedi come funzionano qua i parcheggi, cioè qua parcheggiano proprio sopra il marciapiede. Noi siamo stati più che fortunati a aver trovato quel parcheggio lì di sera e avere la possibilità di arrivare in bicicletta. In bicicletta arrivi come ridere a visitare posti del genere. Ma che simpatico sto frutta e verdura, c'ha tutti i riflessi, niente, non guardarlo. Togliere l'etichetta dell'Ikea, no? Allora, non che siano brutte le ragazze qua, sono anche abbastanza carine, però voglio dire, in Serbia doveva esserci la più alta concentrazione di gnocca, di topa, di tupame, di vagi, come dicono loro, e invece niente. Certo che adesso siamo andati un po' in periferia, tra virgolette, non siamo più in centro, siamo partiti dalla cattedrale di San Sava, direzione museo di Nikola Tesla, e mi sembra di vivere spesso in un film in queste zone, cioè il film Borat, ok, però comunque è sempre un film, no? C'è sta sorta, no di mini mercatino, ma di zona dove ci sono tutte ste baracchette. Guarda che bello, questo vende semi, c'è la signora che mi guarda un po' storto, qua il fioretto che si beve il caffettin, qua è il gatto locale. Gatto, ciao gatto, gatto locale. Il gatto locale, il gatto. Niente, aveva paura della videocamera il gatto. Un altro gatto. Forte. Allo. Foto. Ah, sorry, ok. Sì, c'era il tipo col ciclo che ci ha detto no foto, ma io effettivamente non stavo facendo foto, stavo facendo il video. Ciao Fuffetto, tanti barboncini qua, ciao. Porco campetta che lo tira su come uno saccol. Cioè i soldi ungheresi non li cambia nessuno. Qui invece è un tipico esemplare di MILF serba. Questo davanti a noi che vedi è il museo di Nikola Tesla, che noi non visitiamo, nonostante che una settimana gli rompo le balle. Ha detto no, ma io una settimana rompo le balle per vedere la casa di Nikola Tesla.
non il museo dove mettono solo quello che vogliono far vedere. Google Maps mi ha fatto la grazia di dirmi le cose anche in italiano, quindi quella che tu vedi dietro qua è la chiesa di San Marco, che adesso ovviamente andiamo a visitare. Siamo arrivati, abbiamo legato i nostri potentissimi mezzi di trasporto. Cos'è che fissano i bozze là, i siga o i fissa, mamma mia, casinisti. Vabbè, questo comunque perché siamo arrivati alla chiesa di San Marco che adesso andiamo a visitare. E se non dovesse essere San Marco rifaccio. Questo perché siamo arrivati alla chiesa e adesso andiamo a visitarla. E mi sa che ti ciuccia anche la musica adesso. When you're surrounded by darkness, open your eyes. Look around you. It's a beautiful life. Don't waste time. Open your mind. Have no regrets. Paint the sky your favorite color. Your favorite color.